Si tratta praticamente di un tragitto che il sindaco vorrebbe fare sostenibile, inclusivo, e con dei segni, con delle mani, con delle indicazioni specifiche che loro possono riconoscere per accedere ai vari tipi di negozi, ad esempio alimentari, farmacia o qualsiasi tipo, in modo tale che loro abbiano visivamente e riconoscano e possono in qualche modo entrare. Sbarca in Europa il progetto di inclusività che il sindaco di Villorba, Soligo, vorrebbe realizzare nel suo territorio e di cui il primo cittadino lo scorso maggio ha parlato proprio con l'onorevole Conte, che punta a reperire i fondi da destinare ad un'iniziativa che potrebbe essere replicata anche in altri comuni. Un progetto che è inclusivo sia all'autismo e anche a quella disabilità minore, per poter rendere questi ragazzi in completa autonomia. Ma a Villorba l'inclusività delle persone diversamente abili passa anche attraverso il villaggio delle Zucche, inaugurato alla presenza di molti sindaci e del presidente del Veneto Luca Zaia. 300.000 zucche distribuite in uno spazio pari a 10 campi da calcio che per 33 giorni accoglieranno grandi e piccoli. Divertimento ma anche solidarietà, visto che ogni mercoledì di ottobre sarà dedicato ad una realtà che opera nel sociale con una semplice raccolta fondi. E appunto inclusività grazie alla rinnovata collaborazione con l'associazione Oltre il Labirinto, che ha visto i ragazzi affetti da autismo aiutare nella realizzazione di alcune installazioni del villaggio. L'inclusione lavorativa di queste persone qua e quindi per loro venire in campagna, spostare una zucca, fare qualche piccolo lavoretto vuol dire sentirsi parte di una società che li ama e che li vuole presenti in mezzo a loro.